Buonasera a tutti. Cominciamo con l'appello, grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco, Montisano Vera, Perissinotto Nicola, Zia Paolo, Canta Elisa, Di Vece Daniela, Trevisan Elisa, Presente. Bravin Rachele, Finotto Alberto Fabio, Guglielmini Pierino, Battistuta Diego, Tamassia Evaristo, Marchesan Rocco, Buoso Arianna, Boato Giuseppe assente giustificato, Miollo Carlo e Baso Lino Antonio. Sono altresì presenti gli assessori esterni Antelmo Lucca, Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia e Monerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori per questa seduta la consigliera Buoso Arianna, il consigliere Antonio Baso, Lino Baso e il consigliere Tamassia Evaristo. Grazie. Cominciamo con il primo punto, le mie comunicazioni in realtà, perché nonostante questa sera ci troviamo di fronte a un consiglio comunale con un ordine del giorno piuttosto nutrito, siccome ultimamente abbiamo avuto la nomina e anche la nomina del sindaco, dei ragazzi e delle ragazze, della giunta, del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e dei vari consiglieri, abbiamo fatto anche una cerimonia con l'investitura ufficiale fatta presso la scuola Palladio, la scuola Enrico Fermi, il 22 di dicembre. Avevamo comunque piacere questa sera di presentare il sindaco, la giunta e alcuni dei consiglieri, perché non ci sono tutti, di presentarli ai consiglieri adulti che non sono potuti essere presenti in occasione del 22, ma anche a tutta la comunità presente, anche che ci può vedere tramite il collegamento internet in streaming. Innanzitutto vi do i nomi dei giovani che sono stati eletti consiglieri. Quelli che sono presenti magari possono alzarsi e raggiungerci qua dietro. Abbiamo Baratto Enrico, Bianco Rossi Amelia, Botter detto Martinazzi Alice, De Mattia Guglielmo, Finotto Giorgia, Gnanluca, Lombardo Penelope, Ma Selin, Magrini Sofia, Martinelli Lorenzo, Moro Tommaso, Pasqual Matteo, Rosati Emma, Ruzza Luca e Vian Tommaso. Poi abbiamo come sindaco è stato nominato Dall'Ava Teo, vice sindaco è stata nominata Stevanello Camilla, membri della giunta sono Capai Gianna, Agnoletto Ginevra e Stevanello Riccardo. Ecco. Un po' alla volta, adesso arrivano tutti. Accomodatevi. Adesso il sindaco lo facciamo sedere qua, che so che ha... Ecco, vice sindaca, dove sei? Vieni. Adesso arriva. Abbiamo avuto un problema tecnico che stiamo risolvendo. Ecco fatto. Applauso al sindaco. Allora, mi faceva piacere, insomma, come abbiamo fatto il 22, fare proprio due parole su questo progetto che abbiamo portato a termine con l'elezione. È stato un progetto che molto bello e anche particolare da perseguire, perché è nato con una vera e propria elezione, cioè lo scopo di questa attività
è stata quella di iniziare di fare un avvicinamento di questi ragazzi, di questi giovani, a quella che è poi, quella che sarà in futuro l'attività, insomma la possibilità di partecipare alla vita amministrativa di un paese, ma anche di partecipare a quelle che sono le votazioni. Per cui come comune abbiamo fatto cosa? Abbiamo creato un vero e proprio seggio elettorale all'interno della scuola, a cui hanno partecipato tutti, sono stati pochissimi assenti quel giorno, hanno avuto vere schede elettorali, le cabine elettorali, insomma è stato anche educativo e molto divertente, perché sono successe poi un po' tutte le cose che succedono normalmente nei seggi elettorali, quelli dove andiamo noi adulti, e quindi sì, così non avranno paura in futuro, cioè non sarà una cosa proprio nuova quando avranno 18 anni entrare in un seggio elettorale, effettivamente prendere in mano la penna, la scheda, metterla nell'urna, cioè l'idea è proprio quella di avvicinarli e che non sia una cosa nuova. Fatto questo, insomma, c'è stato lo spoglio, come in ogni magnifico spoglio perfetto, che non tornavano i conti. Alla fine abbiamo contato e ricontato le schede e c'erano 3 fogli che rimanevano appiccicati, per cui alla fine tutto si è risolto come nella migliore delle tradizioni dei voti delle elezioni degli adulti. Alla fine siamo arrivati alla nomina appunto di questo Consiglio Comunale di Ragazzi e delle Ragazze, che vuole essere una cosa in continuità con la consulta dei giovani che è stata istituita a Caorle. L'assessorato alle politiche giovanili veramente ha voluto, con questi 2 progetti veramente in sinergia, creare una forma di continuità tra quella che è l'attività dei ragazzi più giovani, per farli partecipare, avere una voce anche per noi adulti, portare quelli che sono, diciamo, i loro desideri, le esigenze che loro hanno, e fare in modo che poi ci sia anche il passo ulteriore, l'iscrizione alla consulta dei giovani. E questo insomma, proprio per avvicinare tutti i ragazzi di tutte le fasce di età, senza lasciare dei buchi, proprio alla vita politica della cittadina. Ma soprattutto noi adulti vogliamo sentirli, non vogliamo indovinare noi quelle che sono le loro esigenze, ma vogliamo che siano loro ad avere la forza di portare a noi quelle che sono proprio le loro vere esigenze. Detto questo, io passo la parola al sindaco dei ragazzi, che anche loro hanno fatto un discorso di saluto. Buongiorno a tutti, oggi sono in qualità di sindaco per ringraziare a nome di tutti l'amministrazione comunale e il corpo docente che ci ha sostenuto in questa iniziativa e che ci darà la possibilità di vivere cosa significa. Adesso passo la parola alla vice sindaca Camilla. Mi hanno particolarmente colpito le parole del sindaco durante il nostro primo consiglio comunale del CCRR, e ci impegneremo a presentare le nostre proposte con l'intento di contribuire al miglioramento della situazione della scuola e della vita del Paese. Colgo l'occasione per augurare a tutti un felice anno nuovo. Grazie. Io vi ringrazio, potete tornare ai vostri posti, potete farci compagnia per tutto il tempo che volete. Noi adesso cominciamo questo consiglio dal punto primo dell'ordine del giorno. Grazie mille ragazzi. Passiamo ora al punto 2, approvazione della variante numero 21 al piano degli interventi. Passo la parola al consigliere Tamassia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, con delibera di Consiglio Comunale 50 del 4 agosto 22, questa amministrazione ha accolto e approvato i seguenti accordi di pianificazione. Quello della ditta Liv Caorle, che proponeva un intervento di qualificazione della colonia Expelluno con la demolizione dell'Hotel Mexico e la traslazione della relativa superficie utile nel lotto dell'ex colonia.
La ditta Mazzon Massimo, Cristina Erika Elisabetta, che prevedeva la riclassificazione urbanistica della zona territoriale da D5 a B1 dell'Hotel Mazzon, la ditta Luana SRL, che prevedeva altresì una riclassificazione urbanistica da D5 a B1 dell'Hotel Luana, e la ditta Marina Palace Hotel, che prevedeva altresì una riclassificazione da D5 a B1 di un'area sita tra Viale Falconera, Via Piemonte e Corso Chiggiatto. Allora, con il medesimo provvedimento consigliare è stata adottata anche la variante al piano di interventi numero 21. Dato atto che è stata pubblicata e messa in visione al pubblico e non ci sono state osservazioni, che sia il Genio Civile che il Consorzio di Bonifica hanno espresso parere favorevole con delle prescrizioni e che la Commissione VAS Vinca ha espresso il parere di non assoggettare la presente variante alla VAS. Ora, dato atto che con la proposta di accordo le ditte sono obbligate a dare attuazione alla previsione della variante entro il termine di 12 mesi, si chiede di deliberare di dare atto che non sono pervenute osservazioni alla variante e quindi di approvare la variante numero 21 al piano degli interventi. Se ci sono interventi sul punto? Nessuno. Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto appena esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Buonasera a tutti, grazie Presidente, anche noi votiamo voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Buonasera a tutti, grazie Presidente, esprimiamo voto favorevole. Passiamo alla votazione, voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione di una convenzione per l'intervento di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento di un edificio sito in via Istria. Passo la parola al consigliere Tamassia. Sì, dato atto che il signor Giuliano Antonio ha presentato una domanda di permesso di costruire convenzionato appunto per l'intervento di esecuzione, di ristrutturazione, demolizione, ricostruzione e ampliamento ai sensi del PI vigente della legge Veneto 2050. Ora, oggetto dell'intervento è un immobile che si trova in via Istria. L'immobile ricade in zona residenziale territoriale omogenea B1, per i quali il PI consente un'altezza massima di 14 metri e un indice fondiario di 0,80 metri quadri, a cui si aggiungono gli incentivi volumetrici della legge Veneto 2050, comportando una superficie utile di progetto ammissibile pari a 290 metri quadri. Il progetto prevede l'integrale demolizione dell'edificio e la ristrutturazione e ampliamento al fine di realizzare un edificio ad uso residenziale con altezza di 13,20 metri e una superficie di 288 metri quadri. Ora, il progetto rispetta la massima possibilità edificatoria data dal PI e la capacità edificatoria incentivante. L'intervento volumetrico ammesso è soggetto al reperimento, oltre che di parcheggi privati, anche di aree standard, uso parcheggio e verde pubblico, e l'edificio rispetta in materia di stanze la normativa esistente. Allora, trattandosi di un intervento che comporta la realizzazione di un edificio con altezza superiore al 50% rispetto all'esistente, l'intervento è subordinato al rilascio del permesso di costruire convenzionato. Dato atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione conseguenti all'incremento di volume da destinare a parcheggio e verde pubblico, a fronte della presenza di idonee dotazioni territoriali nelle aree contermini e nell'impossibilità di reperire tali aree in localizzazioni razionali idonee a garantire la corretta fruibilità, risulta più funzionale all'intero intervento procedere all'ammortizzazione. È stata determinata il corrispettivo della monetizzazione in euro 5.890, di cui 2.559 per standard a parcheggio e 3.331 per standard a verde. È ritenuto di procedere all'approvazione dello schema di convenzione che è stato allegato alla presente delibera, che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni planivolumetriche proposte, nonché la monetizzazione degli standard urbanistici. Si chiede di deliberare di prendere atto della domanda di permesso di costruire convenzionato, di dare atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione conseguenti all'incremento di volume da destinare a parcheggio a verde si procede alla loro monetizzazione e di approvare l'allegato schema di convenzione che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni planivolumetriche proposte. Grazie. Se ci sono interventi, prego. Nessuno, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia.
Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi esprimiamo voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Sì, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 4, relativo all'approvazione di modifica al regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli spettacoli viaggianti. Passo la parola all'assessore Munerotto. Grazie Presidente e buonasera a tutti i consiglieri. Con questa delibera andiamo ad approvare delle modifiche al regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli spettacoli viaggianti. Come già illustrato in sede di commissione, con questa delibera andiamo a aggiornare un regolamento che aveva necessità di essere modificato anche un po' per la data dell'ultima variazione che, come si vede nelle premesse, del 2013, quindi è stato adeguato alle normative vigenti. In particolare è stato previsto che le domande per richiedere l'esercizio degli spettacoli viaggianti va inoltrata tramite il portale SUAP, portale telematico, e il pagamento del canone non è più quello del precedente del COSAP, ma adesso è stato introdotto il CUP, il canone unico patrimoniale, e quindi va eseguito a questo tipo di pagamento. Per quanto riguarda i criteri, sono stati modificati anche per le esigenze dell'ufficio, in cui una medesima impresa potrà essere assegnato un unico periodo di esercizio degli spettacoli viaggianti. Poi è stato previsto che in caso di uso contemporaneo, richiesta di uso contemporaneo di un'area privata e un'area pubblica, venga data priorità all'area pubblica, e infine, per poter permettere il ripristino dell'area dove viene installato il spettacolo viaggiante, è stato dato un intervallo di almeno 15 giorni fra un esercizio di una concessione e di un'altra, in maniera tale da ripristinare l'area. Grazie Presidente. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi esprimiamo voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo al punto 5, relativo a agevolazioni di viaggio ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5485, e passo la parola all'assessore Doretto. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Preso atto che il 31/12/2022 scadrà la convenzione in essere con la Città Metropolitana di Venezia, vista la legge regionale numero 1996 ad oggetto organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale riguardante la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle fasce deboli dell'utenza, dato atto che la Regione Veneto ha inteso tra l'altro di ripristinare le agevolazioni di viaggio per alcune categorie escluse dalle precedenti disposizioni, ma con connotazioni di gravità tali da rientrare tra i cittadini inclusi nelle previsioni della legge numero 104 del 92 per l'assistenza all'integrazione sociale e per i diritti per le persone diversamente abili. Dato atto che la Convenzione comporta un onere per il Comune di Caorle pari a 11 euro per tessera erogata, si chiede di approvare lo schema di convenzione per gli anni 2023, 2024 e 2025. Prego, se ci sono interventi su questo punto. Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi, grazie Presidente, anche noi esprimiamo voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Benissimo, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Niente. Passiamo alla votazione sulla immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Punto 6 dell'ordine del giorno, sì.
regolamento comunale per l'accesso civico e documentale. E passo la parola alla segretaria, dottoressa Pavan. Buonasera, illustro brevemente il regolamento comunale per l'accesso civico e documentale come già illustrato in commissione. Trattasi di un regolamento che congloba, diciamo così, tutte le forme previste dalla normativa relativamente all'accesso documentale degli atti del comune e delle informazioni. Quindi ricomprende il regolamento per l'accesso documentale già in vigore, quindi che sarà abrogato, riguardante previsto dalla legge 241/90, e poi congloba le altre due forme di accesso che sono state introdotte dal decreto legislativo 33, successivamente modificato col 97 del 2013 e del 2016, riguardanti l'accesso civico semplice e generalizzato. E inoltre sono previste altre forme di accesso, quali quelle dei consiglieri comunali, quelle delle informazioni ambientali e quell'accesso investigativo. È un regolamento tecnico che ha come scopo quello di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici della stessa amministrazione e si conforma a un adempimento che è previsto, è stato previsto dall'ANAC, dall'ente anticorruzione. Se volete lo illustro, entro nel merito, oppure se ci sono domande sono qua, insomma, a disposizione. Se ci sono chiarimenti sul punto, possiamo dunque passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, a riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi ci asteniamo. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo dunque al punto 7 dell'ordine del giorno relativo alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021. Passo la parola all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Le amministrazioni pubbliche annualmente effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sulla base delle indicazioni del MEF e in relazione all'ambito oggettivo di applicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'analisi viene condotta sulle partecipazioni in enti aventi natura societaria in senso stretto. Quindi non sono ricompresi in queste analisi gli enti pubblici la cui partecipazione è prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. Nel caso del Comune di Caorle, il Consiglio di Bacino di Laguna di Venezia e il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. Gli enti morali disciplinati dall'articolo 14, nel nostro caso la Fondazione Caorle Città dello Sport, e gli enti strumentali ex articolo 114 del TUEL, e nel nostro caso l'azienda speciale Don Moschetta. Non è nemmeno compreso il Consorzio Energia Veneto, in quanto consorzio in senso stretto ex articolo 2602 del Codice Civile, totalmente pubblico, privo di scopo di lucro, con funzione mutualistica di centrale di committenza per le fonti di energia. Il Comune di Caorle non esplica nei confronti delle proprie partecipate un controllo assimilabile alla fattispecie giuridica di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e la revisione periodica riguarda le seguenti società partecipate direttamente: ASVO SPA, ATVO SPA, Consorzio Arenili Caorle, Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, Livenza Tagliamento Acque e Veritas SPA. Dall'analisi della sussistenza dei parametri per i quali vi è l'obbligo di adottare il piano di razionalizzazione, nessuna delle società elencate vi rientra. Quindi l'esito della revisione periodica delle società menzionate ha dato come esito il loro mantenimento senza interventi. Grazie. Se ci sono interventi sul punto, prego. Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia.
Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego Capogruppo Miollo. Sì, grazie, esprimiamo voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo ora alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo ora al punto 8 dell'ordine del giorno relativo al regolamento per l'allestimento e l'esercizio dei cantieri edili. Lascio la parola all'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'attuale regolamento per l'allestimento e l'esercizio di cantieri edili è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 25 del 19 aprile 2000 e con successiva deliberazione consigliare numero 28 del 31 maggio 2005 sono state apportate alcune modifiche. In particolare all'articolo 3, rubricato tutela dall'inquinamento acustico, all'articolo 9 relativo alle sanzioni e all'articolo 10 permessi di costruire e denunce di inizio attività. Considerata la sempre maggior valenza turistica del nostro territorio, a seguito delle continue richieste da parte delle categorie e sentito le categorie operanti nel nostro territorio, risulta necessario prolungare la sospensione temporale dei cantieri edili lungo la fascia costiera, dal 1 giugno alla seconda domenica del mese di settembre e pertanto riprendere attività edili a partire dal lunedì successivo alla seconda domenica di settembre di ogni anno. Attualmente la sospensione delle attività di cantieri riguardano solo i mesi di luglio e agosto. Null'altro viene variato o modificato dall'attuale regolamento. Pertanto si chiede a questo Consiglio di voler deliberare in merito alla modifica dell'articolo 3.2b del vigente regolamento per l'allestimento e l'esercizio di cantieri edili, sostituendo il primo capoverso nelle parole periodo dal 1 luglio al 31 agosto con le parole periodo dal 1 giugno alla seconda domenica del mese di settembre, dando atto che tutto il resto rimane invariato. Prego. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente, a riguardo del punto in oggetto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, al riguardo noi esprimiamo parere contrario. Prego, Capogruppo Miollo. Grazie, anche noi esprimiamo parere contrario. Passiamo alla votazione. Prego, parola al Sindaco. Ecco, io credo che una parola almeno su questo regolamento vada spesa, perché sennò può sembrare che l'amministrazione abbia sostanzialmente intrapreso questa iniziativa chissà a quale scopo. Allora è evidente che la valutazione, io ricordo perché il regolamento fu approvato nel 2000 e poi modificato nel 2005 quando io ero amministratore e anche nel 2000 a dire il vero, perché si era posto un problema, e cioè quello della contrapposizione tra chi aveva la necessità di lavorare sul territorio ma anche di proteggere l'offerta turistica. Di proteggere l'offerta turistica e molto spesso si riscontra anche nei confronti della stessa azienda, dello stesso imprenditore, questa duplice veste, no? Di chi da una parte quando deve ristrutturare l'albergo ha la necessità di lavorarci e di fare in modo che le imprese finiscano il lavoro entro certi termini, ma anche a tutela dell'offerta turistica. Ecco, allora il senso della modifica del regolamento di poter consentire i cantieri fino al 31 di maggio vuol dire sostanzialmente di ampliare questo periodo di chiusura degli stessi di 31 giorni ad inizio della stagione, di 30 giorni scusatemi, perché prima l'obbligo era dal 1 di luglio, e di posticipare anche a tutela proprio di questo aspetto. Non abbiamo fissato una data fissa perché tendenzialmente poi il turismo di settembre è un turismo prevalentemente di fine settimana, di weekend, no? Per cui fissare una data fissa al 15 o al 22, come dire il vero, questa era una specifica richiesta da parte delle associazioni di categoria, perché poi ribadisco, non è che l'amministrazione dall'oggi al domani si sia svegliata e abbia detto vabbè, modifichiamo il regolamento dei cantieri e lo modifichiamo semplicemente perché è un nostro sfizio. C'è un'esigenza e una richiesta pressante di poter proteggere
e noi abbiamo avuto dei casi veramente difficilissimi da gestire, nella parte in cui ci trovavamo nel mese di giugno, che è un mese importante, con un cantiere aperto ed a fianco un'attività ricettiva che i clienti sostanzialmente non li aveva o che abbandonavano la struttura con prenotazioni, per cui di clienti che si rivolgevano a quella struttura per fare una vacanza e che si trovavano con il cantiere poi dal martello pneumatico alla gru che magari sorvolava anche la stessa piscina. Per cui il senso della modifica di questo regolamento, e poi non è escluso che lo si possa rimodificare, è quello di proteggere naturalmente l'offerta turistica nella fase iniziale della stagione e di consentire nella fase finale, cercando poi di trarlo, perché sempre di più noi riscontriamo un certo allungamento della stagione, molto spesso con turisti che insistono nella nostra località anche nel mese di ottobre. L'abbiamo visto quest'anno, ma l'abbiamo visto anche l'anno precedente. Vuol dire anche marginalmente, questo lo richiamo solo, adeguarci ad altre realtà, perché ci sono realtà come Grado che sono ancora più restrittive sotto questo profilo, si comincia addirittura dal 1° di maggio, e realtà come Jesolo che lo fanno dal 1° di giugno e poi nel mese di settembre a seconda. Perché questo nella fase iniziale, perché la seconda domenica di settembre, perché è evidente che la seconda domenica di settembre potrebbe cadere l'8 di settembre, ma la seconda domenica di settembre potrebbe anche essere il 14, e questo proprio per tutelare quell'offerta turistica che si concentra prevalentemente nei mesi lontani, insomma non nei mesi centrali della stagione stessa, verso un soggiorno che è sempre più concentrato nel fine settimana. Io credo che l'intervento vada proprio in questo senso, per cui non entro nel merito, apprendo del voto contrario, è evidente che il regolamento, però credo che questo aspetto dovrebbe evidentemente stare a cuore a tutta la località, a prescindere voglio dire, dal fatto che uno sia o non sia in amministrazione, dal fatto che uno faccia o non faccia l'albergatore o che abbia un'impresa che evidentemente ha anche la necessità di lavorare, perché noi ci mettiamo o abbiamo cercato di metterci, perché se così non fosse stato molto probabilmente questo periodo sarebbe stato come quello di Grado o forse più ampio ancora, di metterci nei panni di quelle aziende che effettivamente hanno la necessità sul territorio e fanno attività edilizia, ma penso agli artigiani e penso anche a tanti altri, di poter esercitare la loro attività. Però è altrettanto vero, e questo ci tengo a sottolinearlo, che la loro attività esiste se c'è l'offerta turistica, ed è quella che prevalentemente va tutelata, perché non esiste artigiano, non esiste impresa edile, non esiste colui che fa impianti se non c'è l'offerta turistica, o se non c'è, almeno per quell'attività che gli artigiani e le imprese a cavolo possono svolgere, se non viene protetta l'offerta turistica, perché diversamente correremo il rischio, perché potremmo dire vabbè, l'attività è anche libera, ed è là che è stato istituito il regolamento sui cantieri edili, quando le imprese hanno ricominciato a ristrutturare le proprie strutture, e di conseguenza, voglio dire, il problema si è posto quando gli alberghi hanno cominciato a rinnovare le loro attività, e trovavamo, come dicevo prima, un atteggiamento diverso da parte dello stesso albergatore tra quando doveva realizzare i propri lavori e pretendeva evidentemente di poter lavorare anche d'estate, e tra quando invece le stanze le doveva occupare perché doveva incassare poi le risorse magari per pagare i lavori. Ecco, io credo che, e sarà un test evidentemente questo, la modifica abbia questo senso, di proteggere gli uni e gli altri trovando il giusto equilibrio. Ci tenevo a sottolinearlo perché non volevo sembrasse da parte dell'amministrazione un'iniziativa così campata in aria, ma che aveva una fondamenta ben precisa, al di là della richiesta che gli albergatori fanno, perché la stessa associazione, cioè Federalberghi, aveva chiesto di ampliare questo periodo, che fosse addirittura più ampio, però ecco, con il giusto equilibrio abbiamo ritenuto opportuno portare l'attenzione di questo Consiglio, tant'è vero che avevamo pensato a questo aspetto anche in coda della stagione scorsa,
e poi abbiamo detto ok, il regolamento è questo, lo affronteremo effettivamente per la stagione turistica 2023 ed è quello che stiamo facendo, ma ci tenevo anche a darne le motivazioni. Grazie Presidente. In realtà non ci sarebbe replica su questo. E passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Possiamo passare ora al punto 9 dell'ordine del giorno relativo all'affidamento in house a favore dell'azienda speciale Don Moschetta per il servizio e la gestione dei parcheggi a pagamento, servizio e gestione del verde pubblico e servizio e gestione del mercato ittico. Passo la parola all'assessore Berardo. Grazie. Premesso che con deliberazione numero 83 del 14/11/2016 e successive, da ultima quella del 30/11/2021 numero 73, questo Consiglio approva gli indirizzi generali ai quali l'azienda stessa doveva tenersi per la gestione del campeggio comunale e dei servizi strumentali del mercato ittico, del verde pubblico e dei parcheggi a pagamento, zone blu, la cui durata, a meno del campeggio comunale, viene a scadere il 31 dicembre prossimo. Con proprio atto numero 13 del 24/3/2022 il Consiglio Comunale deliberava inoltre di procedere con l'affidamento in house all'azienda Don Moschetta del servizio di gestione anche dei parcheggi custoditi e riservati ubicati in via dell'Astese, area parcheggio retrostante pronto soccorso e parcheggio ad anello in via Ferrara. Per quanto concerne il servizio di manutenzione e telegestione di parcheggi coperti denominati municipio, Tropici e Baffile, si è ritenuto necessario, al fine di poter garantire un'uniformità ed un unico punto di riferimento sia per l'amministrazione comunale che per i privati cittadini e titolari di strutture ricettive, di chiedere all'azienda speciale Don Moschetta, già affidataria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento zone blu, dei parcheggi custoditi e riservati, di manifestare il proprio interesse anche per la gestione del servizio di manutenzione e telegestione dei richiamati parcheggi coperti. Pertanto è stata chiesta la disponibilità all'azienda speciale Don Moschetta ad effettuare lo svolgimento dei servizi di gestione dei parcheggi a pagamento zona blu, dei parcheggi custoditi e riservati e dei parcheggi coperto municipio, Tropici e Baffile, del verde pubblico, compreso le potature nel quartiere di Sansonessa, nelle località di Luna Verde, Cacottoni, Cacorniani, San Gaetano, Tavaprese, Marango e nella frazione di San Giorgio di Livenza, del mercato ittico per la durata di anni 5. A seguito di vari incontri tenutosi tra l'ufficio tecnico comunale e l'azienda, quest'ultima ha dato la propria disponibilità all'esecuzione dei suddetti servizi. In merito all'affidamento dei servizi, come sopra descritti, il dirigente del settore tecnico ha redatto apposita relazione istruttoria sull'affidamento in house a favore dell'azienda speciale Don Moschetta, ai sensi dell'articolo 34,20 del decreto legislativo 18 ottobre 2012, numero 179, dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50. Da un'effettiva ricognizione del mercato non si sono potute riscontrare le condizioni economiche e qualitative di accessibilità garantite dall'operatore economico, così vantaggiose per l'ente in considerazione della tipologia dei servizi e particolarità degli stessi. È da rilevare la sussistenza di specifici benefici per la collettività derivanti dall'affidamento in house in quanto azienda direttamente e interamente partecipata da questa amministrazione. Considerato inoltre l'impostazione organizzativa e gestionale dell'azienda speciale Don Moschetta, alla quale vengono assegnati i servizi in house, la qualità dei servizi, riflesso nell'attinente rispetto delle risorse pubbliche, l'affidabilità e la competenza dell'azienda speciale Don Moschetta in merito allo svolgimento dei servizi sopra descritti, nonché la disponibilità della medesima nei confronti delle richieste di interventi dell'amministrazione comunale anche non programmate. Qui si richiama anche la deliberazione di Giunta Comunale numero 15 del 25/01/2018, con la quale sono state approvate le tariffe per l'erogazione dei servizi vari offerti dal Comune di Caorle e nella quale vengono indicate le tariffe per l'utilizzo delle aree di sosta dei parcheggi custoditi e riservati, dei parcheggi coperto, municipio, Tropici e Baffile, nonché i periodi e gli orari soggetti a pagamento. Richiamando inoltre la deliberazione di Giunta Comunale numero 245 del 15/12/2022, con la quale sono state approvate le tariffe per l'utilizzo delle aree di sosta dei parcheggi a pagamento zone blu, nonché i periodi e gli orari a pagamento. Si ritiene quindi di procedere con l'affidamento in house del servizio di gestione complessivo dei parcheggi a pagamento zone blu, dei parcheggi custoditi e riservati e dei parcheggi coperti, municipio, Tropici e Baffile, del servizio di gestione del verde pubblico, compreso le potature, nel quartiere di Sansonessa, nella località di Luna Verde, Cacottoni, Cacorniani, San Gaetano, mercato ittico, per le motivazioni di quella relazione istruttoria redata al dirigente del settore tecnico in data 22/12/2022, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34,20 del decreto legislativo
legislativo 18 ottobre 2012, numero 179, e dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per il quinquennio 2023-2027. Per tutto quanto si chiede a questo Consiglio di voler deliberare in merito a 1. Di procedere con l'affidamento in house a favore dell'azienda speciale Domoschetta per le motivazioni di cui la relazione istruttoria è data al dirigente del settore tecnico in data 22/12/2022 agli atti, e ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34,20 del decreto legislativo 18 ottobre 2012 numero 179 e dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 allegate alla presente, e dei seguenti servizi per il quinquennio 2023-2027. Quindi servizio di custodia e guardiania parcheggio pubblico, via dell'Astasi, parcheggio Rio ed area ridostante pronto soccorso, e gestione parcheggio pubblico riservato via Ferrara. Servizio di gestione parcheggi a pagamento, zone blu in Caorle, capoluogo, Porto Santa Margherita e Duna Verde. Servizio di gestione parcheggi coperti in municipio, Tropici e Baffile. Servizio di gestione del verde pubblico, compreso le potature, nel quartiere di Sansonessa, nelle località di Duna Verde, Cacottoni, San Gaetano, Tavapresa, Marango e nelle frazioni di Cacorniani e San Giorgio. Servizio di gestione del mercato ittico. 2. Di dare atto che l'azienda speciale Domoschetta corrisponderà al Comune di Caorle un aggio pari al 20% da applicare agli incassi effettivamente riscossi dai parcheggi, come sopra individuati, secondo le tariffe approvate con le citate deliberazioni di Giunta Comunale numero 15 del 25/1/2018 e numero 245 del 15/12/2022, come da proposta pervenuta in data 22/12/2022 al protocollo numero 47764. 3. Di demandare al dirigente del settore tecnico la redazione dei conseguenti atti di affidamento in house a favore dell'azienda speciale Domoschetta, dei servizi oggetti della presente deliberazione, nei quali verranno specificati gli effettivi periodi di inizio e termine dei servizi stessi, compresa la redazione dei capitolati speciali, allegati tecnici ed elaborati planimetrici, riportanti le aree a parcheggio e le aree verdi, nonché di tutta la documentazione tecnica necessaria al fine della compiuta descrizione delle norme che regolamentano l'affidamento dei servizi. Prego. Se ci sono interventi su questo punto, prego. Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, e a riguardo del punto in oggetto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Noi esprimiamo voto di astensione. Passiamo dunque alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo quindi al punto 10 relativo a approvazione e modifiche di integrazioni allo statuto dell'azienda speciale Domoschetta. Passo la parola all'assessore Doretto. Grazie Presidente. Questa proposta di deliberazione va a chiedere di approvare delle modifiche intese a correggere alcune diciture legate alla corretta denominazione dell'ente. Nell'articolo 1, l'azienda speciale Casa di Riposo Domoschetta si chiede di chiamarla azienda speciale Domoschetta. Poi si chiede anche di specificare correttamente le tipologie di entrata che l'azienda ha dei servizi che gestisce. Quindi nell'articolo 3, preparazione pasti per mense scolastiche, si chiede di togliere pubbliche e private, e nell'articolo 8 si chiede di togliere la parola non custoditi legato ai parcheggi comunali. Inoltre viene sottolineata l'importanza del principio delle pari opportunità tra uomini e donne. Inoltre vengono anche corrette alcuni refusi e alcuni errori ortografici. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi esprimiamo voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, in merito al punto trattato esprimiamo voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti astenuti? Passiamo ora al punto 11 dell'ordine del giorno relativo alla ratifica di una deliberazione della Giunta Comunale in merito ad una variazione d'urgenza. Passo la parola all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Con la presente delibera si procede a ratificare la variazione d'urgenza deliberata dalla Giunta Comunale in data 29 novembre 2022. La delibera è la numero 226. La variazione riguarda un ulteriore stanziamento pari ad euro 25.089,64 per adeguare quanto stanziato in precedenza in merito all'indennizzo dovuto per l'estinzione anticipata dei mutui. Grazie. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego capogruppo Miollo. Grazie, anche noi voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo al punto 12 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione del documento unico di programmazione 2023-2025. Passo la parola all'assessore Montisano. Grazie. Grazie Presidente. Il documento unico di programmazione è stato steso ed approvato prima in giunta in un momento molto difficile, perché dopo il periodo Covid siamo entrati in questo periodo in cui c'è una guerra che influenza fortemente la nostra economia come quella di tutto il Paese, anche se fisicamente la guerra non si svolge più. E quindi questa situazione ha portato a dei rincari dall'energia alle materie prime a un po' tutto quello che riguarda il quotidiano, per cui si è ritenuto comunque opportuno adeguare, perché comunque è una questione anche fisiologica, insomma se aumenta il costo deve aumentare un po' anche la tariffa, anche se questo ci permette di rimanere comunque uno dei comuni con le tariffe, con alcune tariffe più basse rispetto ai nostri vicini. Si è cercato di toccare tariffe che non incidano indistintamente su tutti i cittadini. Penso ad esempio all'imposta di soggiorno piuttosto che ai diritti di segreteria quando appunto vengono richiesti dei certificati. Innanzitutto poi quando è stato approvato non c'era ancora la finanziaria definitiva perché è stata approvata oggi e non volendo andare in esercizio provvisorio si è pensato comunque intanto di procedere e poi una volta approvata la finanziaria, la legge di bilancio scusate, e tutti i suoi vari decreti attuativi che ne seguiranno, andare a fare le adeguate variazioni di bilancio del caso per tutto quanto quello che riguarda gli aiuti da dare a famiglie e ad imprese. Infatti ricordo che già nel corso del 2022 è stata data la possibilità di tagliare il PEF della Tari e noi l'abbiamo abbassato di 750.000 euro per sempre una norma di legge e allo stesso modo è stata data la possibilità di dare sostegno alle famiglie per gli affitti e per il carro bollette per il quale abbiamo stanziato 156.000 euro. Per il 2023 innanzitutto evidenzio la differenza per quanto riguarda il caro bollette utenze che già ci troviamo costretti ad aumentare, a stanziare all'incirca 350.000 euro in più rispetto a quanto previsto per il 2022 e lo stesso riguarda il costo del personale perché c'è stato l'aumento contrattuale e con le nuove assunzioni ci troviamo all'incirca un costo di 500.000 euro in più e questo la faccio come premessa. Passando al DUP vero e proprio, il DUP è lo strumento più importante di pianificazione dell'attività dell'ente, mediante il quale si pongono le principali basi di programmazione e si delineano le linee strategiche dell'azione di governo. Si individuano i programmi da realizzare e gli obiettivi da cogliere, tenendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini e il volume limitato delle risorse disponibili. Se il programma di mandato amministrativo rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione ne costituisce il naturale sviluppo, andando ad indicare gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio previsionale. Il DUP si divide in due sezioni, la sezione strategica che in sostanza aggiorna le linee programmatiche di mandato ed individua gli indirizzi strategici dell'ente e la sezione operativa che riprende le decisioni strategiche e le cambia in un'ottica più operativa, identificando gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma, sempre individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie.
Andando ad analizzare le entrate e le spese contenute nel documento esse ammontano. Per quanto riguarda le entrate, il titolo primo sono euro 21.341.000, il titolo secondo 1.437.464, il titolo terzo 6.351.820, il titolo quarto 4.546.047,41, titolo quinto 22.222,23, il titolo settimo 3 milioni, il titolo nono 6.746.000. Invece per quanto riguarda le spese, il titolo primo ammonta ad euro 28.241.229,91, il titolo secondo 4.156.801,50, titolo terzo 22.222,23, titolo quarto 1.278.300, titolo quinto 3 milioni, titolo settimo 6.746.000. Le entrate tributarie previste comprendono l'IMU per euro 7.200.000, l'imposta di soggiorno per euro 4.500.000 e la Tari per euro 8.066.000. I trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione sono le risorse destinate al finanziamento delle funzioni proprie dell'ente, mentre le entrate extratributarie riguardano risorse ottenute con l'applicazione di tariffe a fronte di prestazioni rese ai singoli cittadini, oltre ai proventi di beni in affitto, gli utili e i dividendi da partecipazioni e le altre entrate minori. Le entrate in conto capitale sono quei trasferimenti concessi al Comune da entità pubbliche oppure erogate da soggetti privati e sono destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Vi rientrano anche le alienazioni di beni comunali, i cui introiti devono essere reinvestiti in spese di investimento. Le spese vengono suddivise per missioni, indicando per ciascuna di esse l'ammontare previsto per l'anno di riferimento ed indicando le finalità che l'amministrazione intende perseguire attraverso questo impegno di spesa. Cito ad esempio la missione 3, Ordine Pubblico e Sicurezza, che prevede una spesa di euro 1.912.895 e ha come finalità l'aumento della sicurezza e il senso di sicurezza dei cittadini e dei turisti. Oppure la missione 6, Politica Giovanile, Sport e Tempo Libero, per la quale si prevede una spesa di euro 2.358.000, con finalità di sostegno al mondo sportivo ed associazionistico, di potenziamento delle proposte sportive e di manutenzione degli impianti sportivi. Il DUP comprende al suo interno il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, che per l'anno 2023 prevede manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per euro 100.000, manutenzione straordinaria di strade per euro 150.000, arredo urbano e verde pubblico per euro 200.000, la sistemazione di salita dei fiori per euro 400.000 ed euro 25.000 per la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 54 e Corso Venezia ed infine euro 1.500.000 per la riqualificazione funzionale ed energetica dello stadio comunale Chigiatto. Anche il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 all'interno del DUP comprende per l'anno 2023 l'implementazione delle postazioni di videosorveglianza per euro 78.000, la manifestazione Giro d'Italia 2023 per euro 117.000, il servizio di gestione cimiteri comunali per euro 106.500, incarichi professionali per lavori pubblici per euro 100.000, il centro estivo ricreativo comunale per euro 93.100, il servizio di brockeraggio assicurativo per euro 8.000, il servizio di salvataggio negli arenili liberi per euro 90.000, il servizio di raccolta materiale spiaggiato per euro 130.000, l'affidamento luci votive per euro 49.500, il servizio di manutenzione aiuole per euro 113.333,33, il servizio di potatura alberature pubbliche per euro 83.333,33, il servizio di sfalcio del verde pubblico per euro 55.000 e il servizio di pulizia degli edifici comunali per euro 253.445,73. All'interno del DUP trova spazio anche il piano delle alienazioni, che comprende area PIP di Ottava Presa, area in Via dei Greci, l'appartamento Hotel Primavera, aree comunali per la realizzazione di cabine Enel, reliquati stradali e terreni acquisiti dal demanio dello Stato. Inoltre all'interno del DUP trova spazio l'elenco degli interventi finanziati con il PNRR, che interessano sia lavori di riqualificazione che interventi volti a migliorare la digitalizzazione dell'ente.
Infine aggiungo che a pagina 79 del DUP, nella missione 3, Ordine Pubblico e Sicurezza, programma 1, lo stanziamento di 2023 è di 1.912.895 e non 1.834.895 come erroneamente indicato nei documenti consegnati ai consiglieri. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi esprimiamo invece voto contrario. Prego, capogruppo Miollo. Anche noi esprimiamo voto contrario. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Voti contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti contrari? Passiamo al punto 13 relativo all'ordine del giorno in merito a approvazione bilancio di previsione per il triennio 2023-2025. Passo la parola all'assessore Montisano. Prego. Grazie Presidente. Il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 ammonta a complessivi euro 43.444.553,64. Come visto in precedenza nel gruppo, le entrate risultano essere così suddivise. Entrate tributarie euro 21.341.000, trasferimenti correnti euro 1.437.464, entrate extratributarie euro 6.351.820, entrate in conto capitale euro 4.546.047,41, entrate da riduzione di attività finanziarie euro 22.222,23, anticipazioni da istituto tesoriere cassiere euro 3 milioni ed entrate in conto terzi e partite di giro euro 6.746.000, mentre le spese risultano essere così composte: spese correnti euro 28.241.229,91, spese in conto capitale euro 4.156.801,50, spese per incremento di attività finanziarie euro 22.222,23, rimborso di prestiti euro 1.278.300, chiusura anticipazioni da istituto tesoriere cassiere euro 3 milioni, spese per conto terzi e partite di giro euro 6.746.000. Le entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale ammontano ad euro 610.754 e sono costituite da imposta di soggiorno per euro 470.000, sanzioni al codice della strada per euro 40.000, diritti esclusivi di pesca per euro 5.000 e da entrate complessive per euro 95.754. Le entrate in conto capitale destinate a spesa corrente ammontano ad euro 1 milione e derivano interamente da permessi a costruire. L'ente ha provveduto ad adeguare le tariffe relative ai servizi cimiteriali, alle concessioni cimiteriali, alla mensa scolastica, ai diritti di segreteria del settore delle politiche territoriali e sviluppo economico e ai parcheggi, a seguito dell'incremento dei costi e dal confronto con le tariffe dei comuni limitrofi. La spesa prevista per il personale ammonta a circa 6 milioni, e mentre quella prevista per l'energia elettrica, il gas e le altre utenze ammonta ad euro 1.962.300. In merito alla destinazione dell'imposta di soggiorno, la cui entrata prevista ammonta ad euro 4.500.000, viene suddivisa tra i servizi pubblici locali, le manifestazioni, l'OGD e lo IAT. Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 ammonta ad euro 6.031.486,42 ed è così composto: euro 2.450.000 parte accantonata, euro 1.200.000 parte vincolata e la parte destinata agli investimenti ammonta ad euro 50.000 ed infine la parte disponibile per euro presunta per euro 2.331.486,42. Grazie. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto, quindi prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto contrario. Prego, capogruppo Miollo. Anche noi esprimiamo voto contrario. Passiamo alle votazioni.
Prego, parola al Sindaco. Io credo che alcune brevi riflessioni vadano fatte su un bilancio che poi è lo strumento, a dire il vero, assieme al DUP ho aspettato di intervenire alla fine del bilancio di previsione, semplicemente perché sono due documenti, perché le cose molto probabilmente che avrei detto sono le stesse, sono due documenti che si intersecano, che dipendono uno dall'altro, che sono evidentemente necessari per la loro sopravvivenza, dal punto di vista naturalmente delle procedure. Dicevo che alcune riflessioni è opportuno farle su un bilancio che prevede una spesa di circa 40 milioni di euro. Alcune riflessioni vanno fatte perché si potrebbe banalizzare e dire magari domani su Facebook o dichiarare ai giornali che l'amministrazione comunale di Caorle ha aumentato i buoni mensa, ha aumentato, voglio dire, le tariffe, o alcune tariffe, quelle per i servizi cemiteriali, piuttosto che di qualche centesimo anche il costo dei parcheggi o ampliato alcune aree dello stesso, o la stessa imposta di soggiorno, perché la stessa imposta di soggiorno oggi viene aumentata e io vorrei fare delle riflessioni proprio non per giustificare questi aumenti, perché poi tutto il bilancio ha un senso, ma per spiegarli, perché io credo che l'amministrazione non abbia la necessità di giustificarli. Io dissi proprio nell'occasione del Consiglio Comunale del 30 dicembre del 2021 approvato in questa sede che dovevamo in qualche modo, almeno per quel che riguardava la promozione, per quel che riguardava le entrate, dal punto di vista del sostegno al turismo, dovevamo adeguarci e feci l'esempio, non so cosa faranno gli altri comuni, e feci l'esempio di Jesolo, no, dicendo che Jesolo incassava ben di più in termini percentuali e come sono stati fatti questi conteggi? Sono stati fatti prendendo le presenze turistiche, perché poi le esenzioni sono diverse, le tariffe sono diverse, prendendo anche le percentuali di esenzioni. Nel nostro caso, ad esempio, nel 2022 le percentuali di esenzioni è stata di circa il 44%, per cui una percentuale anche molto alta. E allora cosa? Sì, tanti bambini, io qualche dubbio ce l'ho, ecco così, sui tanti bambini, però questo lo vedremo con calma. E dicevo, perché in passato questa percentuale, a dire il vero, era del 27%. E allora, tornando a questo adeguamento, perché va spiegato, giustificato, noi l'abbiamo proposto anche in DMO, ci sono state anche in parte delle resistenze, in parte no, perché evidentemente gli imprenditori hanno capito. Come primo punto, quello che una parte dell'imposta di soggiorno per la prima volta va destinata completamente agli investimenti. Per cui nel caso specifico, se voi guardate il piano di riparto di quanto si introita con l'imposta di soggiorno, una parte dello stesso va impegnata per la realizzazione di un tratto del lungomare, no? Per cui per la prima volta, perché come abbiamo ribadito tante volte, le opere pubbliche, i canali di finanziamento non è che sono tantissimi, sono quelli evidentemente o delle risorse proprie o dei contributi comunitari, dei fondi del PNRR, oppure naturalmente della contrazione anche di qualche mutuo, no? Perché le opere pubbliche e delle opere pubbliche ne abbiamo la necessità. Allora dicevo, intanto, partendo principalmente dall'imposta di soggiorno, la novità è che per la prima volta una parte di questa viene destinata agli investimenti completi, al di là del fatto che c'è un vincolo ben preciso, e cioè l'imposta di soggiorno va destinata quasi esclusivamente, se non esclusivamente, a tutti quegli interventi di finalità turistica che possono essere l'arredo urbano, che possono essere evidentemente la sistemazione dei lungomari, che possono essere le manifestazioni, che possono essere la gestione di punti di informazione, per cui quella destinazione. E facevo questo ragionamento vedendo poi dai giornali, ma conoscendo i numeri, il comune di Jesolo quest'anno non ha aumentato l'imposta di soggiorno, però su 5 milioni e mezzo di presenze turistiche, e questo succede per quel comune dal 2021, per cui è passato il 2021, il 2022, e questo succederà evidentemente per il bilancio di previsione che quel comune ha approvato, se non sbaglio, qualche giorno fa, anche per il 23, per cui loro ci hanno in qualche maniera anticipato
Il Comune incassa 5 milioni e mezzo di presenze turistiche su 5 milioni e mezzo di presenze. Oggi l'entrata prevista, e io ci tenevo a spiegarlo, è quella che il Comune di Caorle, le previsioni prevedono 4 milioni e mezzo di entrata per 4 milioni e mezzo di presenze turistiche. Non abbiamo fatto altro che adeguarci per essere competitivi e per stare al passo, perché è diversa la questione di San Michele al Tagliamento, dove evidentemente l'imprenditorialità è raggruppata in alcune associazioni e dove diventa più facile sì per l'amministrazione avere un interlocutore forte quando si fanno eventi di promozione, quando si fanno manifestazioni, quando si fanno alcuni interventi a sostegno del turismo, dove il privato, a differenza di quello che succede a Caorle e Jesolo, mette mano direttamente alla propria tasca per sostenere la comunità. Ecco, qua da noi questo non succede per la frammentazione, io immagino, non succede neanche a Jesolo, per cui queste due località, in qualche maniera, e noi in ritardo di 2 anni, mi viene da dire, perché è evidente che se queste entrate le avessimo avute anche negli anni precedenti, quei soldi li avremmo potuti investire nel turismo anche negli anni precedenti maggiormente. E questa è l'entrata principale. E poi parliamo dei buoni mensa. Noi abbiamo aumentato i buoni mensa di 50 centesimi, da 3 euro a 3,50 euro, aumentando il buono mensa di circa il 16%. E uno potrebbe dire, e ce n'era bisogno proprio oggi? Io credo di no, ma credo che la questione debba anche essere sostenibile per la comunità, perché non tutte le famiglie hanno i bambini che vanno a scuola. E a fronte di un ricaro delle derrate alimentari del 35%, noi siamo riusciti ad aumentare il buono mensa per il primo figlio di 50 centesimi, per il secondo di evidentemente 25, perché noi siamo uno dei pochi casi in cui il nostro buono mensa è nel primo caso di 3,50 euro e per il secondo figlio, nel caso specifico, di 1,75 euro. L'abbiamo fatto istituendo per adeguare i servizi cimiteriali, l'abbiamo fatto per stare in linea, no? Perché dobbiamo cercare a un certo punto, con la finalità che ha lo Stato, che è quella di non conferire più nel tempo alcun trasferimento, di riuscire nel tempo a programmare e coprire sostanzialmente quei servizi che se da una parte sono essenziali, dall'altra vanno anche protetti e garantiti. Per quel che riguarda i diritti di segreteria, là sono state istituite delle tariffe, lo dicevamo in commissione, no, con il capogruppo Miollo, ad esempio sugli accessi di pratiche vecchie, anche in maniera abbastanza sostanziosa, perché abbiamo avuto 620 accessi, questo vuol dire bloccare, paralizzare una parte dell'ufficio e dire, beh, se tu hai bisogno della verifica di una pratica, o quella pratica ce l'hai, perché un professionista la dovrebbe avere archiviata, e se non ce l'hai, e imponi all'amministrazione, perché diventa più facile di andare alla ricerca nell'archivio, beh, quel prezzo lo paghi, ma oggi non è più alto degli altri comuni, istituendo ad esempio la tariffa, come è successo per gli articoli 6 secondo la legge regionale, cioè gli interventi edilizi ai sensi dell'articolo 6, prevedendo, dove ci sono interventi anche di 20-30 milioni di euro, una tassa per diritti di segreteria per l'istruttoria pari a 500 euro, quando da anni comuni come quello di San Michele hanno già un diritto di segreteria di 600. Ci tenevo a fare tutte queste riflessioni, perché come ha detto l'assessore nel DUP e nel bilancio, noi siamo riusciti ad approvare un bilancio, e lo mettiamo all'attenzione di questo Consiglio, con l'adeguamento di alcune tariffe, come sono state motivate, continuando non avendo poi delle regole certe, perché la finanziaria è stata approvata oggi, ma noi non conosciamo perfettamente quali saranno i trasferimenti. E allora se incassiamo 1 milione di euro in più di circa di imposta di soggiorno, è altrettanto vero che abbiamo avuto 350.000 euro di spese di bollette in più, 200.000 euro di adeguamento del contratto collettivo, e credo ne avessero diritto, del personale dipendente, sul quale naturalmente lo Stato non ci riconosce nulla, oltre che alla stabilizzazione di alcuni dipendenti che erano necessari per dare un servizio adeguato. Allora oggi approviamo un bilancio che ha, oltre che prospettiva, che ha programmazione e che ha
anche dei ritocchi sulle tariffe, però dicevo garantendo offerta turistica e promozione di qualità. Ricordo che è passato, ma nel 2022 Caorle è stata città veneta della cultura, che abbiamo avuto manifestazioni importanti come Azzurro Caorle, dove è intervenuta la regione con un contributo di 80.000, ma anche su Caorle città veneta della cultura con 100.000 euro, ma che per gli stessi festeggiamenti, e poi sui quali naturalmente trarremo le conclusioni alla fine degli stessi, del Natale del 2022 abbiamo ottenuto un contributo di 100.000 euro da parte della regione stessa. Per cui ci tenevo a precisare questi aspetti. Dicevo, continuiamo a garantire servizi di qualità anche con la stabilizzazione di alcuni dipendenti, e anche questo un maggiore costo, nella parte in cui in questo momento di particolare difficoltà, ad esempio, quando siamo arrivati avevamo un assistente sociale a metà servizio, oggi c'è quell'assistente sociale più altri 2, perché le famiglie hanno bisogno di ascolto, hanno bisogno di essere guidate, hanno bisogno di essere accudite in qualche maniera. Ci sono per cui servizi a domanda individuale di prim'ordine che verranno integrati, penso alla scuola di San Giorgio e al trasporto scolastico, penso a servizi che oggi sono a servizio, scusate il gioco di parole, della collettività, come il mercato ittico, che comunque non danno sicuramente utile, per cui dicevo a sostegno delle associazioni come poche realtà, se penso che anche nel 2022, ma qua stiamo parlando, però ci tenevo a sottolineare, ogni tanto ricordarle queste cose credo faccia bene, perché stare nel bene, guardare avanti al bene comune ci aiuta tutti ad essere una comunità. Un sostegno come poche realtà alle associazioni, se penso al calcio, al basket, se penso, come del resto succedeva anche in passato, sia ben chiaro, non voglio che questo merito venga riconosciuto completamente a questa amministrazione, ma continuiamo a farlo. Penso però, ad esempio, che quest'anno il gruppo Shalom piuttosto che l'Ausile di San Giorgio possano contare rispettivamente di un mezzo ciascuno per dare una mano alle persone ammalate di essere accompagnati nei presidi ospedalieri. Penso a quello che è successo e non è previsto in questo bilancio, ma lo faremo perché vi ricordo che l'amministrazione comunale l'anno scorso ha fatto variazioni di bilancio per circa 6 milioni di euro. Di queste 17 variazioni per 6 milioni di euro sono state necessarie per adeguarci ai tempi e ai modi, e ci saranno, non previste in questo bilancio, ma ci saranno a breve delle variazioni di bilancio che dovranno essere a sostegno della povertà. E ricordo che avevamo approvato proprio in questo Consiglio Comunale i 700.000 euro per la riduzione dell'asporto rifiuti a beneficio delle famiglie, e abbiamo approvato anche 200.000 euro di fondi per la povertà. Dicevo, con un'attenzione pertanto alle famiglie, alla politica per la casa, senza toccare altri servizi, perché ce ne sono tanti altri che non sono stati toccati, e che sono quelli del trasporto scolastico, dell'assistenza domiciliare, dei parcheggi per i residenti e del centro estivo. 2 passaggi ancora sul costo per le famiglie e poi una breve riflessione sul piano triennale delle opere pubbliche. Era un articolo del 14 settembre, cibi, energia e benzina più costosi aumentano i buoni pasto scolastici. A Chioggia su di €1 San Donà, Salzano lo faranno, ma c'è chi resiste, perché anche questo va detto, c'è chi resiste, c'è anche chi non ha aumentato. Cresce il prezzo di carne e verdura e alcuni comuni aumentano il costo delle mense scolastiche facendo infuriare, stiamo parlando del mese di settembre del 2022, facendo infuriare le famiglie. Chioggia ha già messo nero su bianco i rincari e dal 3 ottobre i buoni pasto giornalieri lieviteranno da €3,60 a €4,60, significa che in media una famiglia pagherà €200 in più all'anno. Entro fine settembre anche noi saremo costretti a rivedere i prezzi, dice il sindaco di San Donà di Piave, stiamo valutando come dividere gli aumenti. Cereser non qualifica ancora quanto peseranno gli aumenti, il Comune sta infatti cercando di stemperarli il più possibile, ma oltre una certa soglia non si potrà andare, perché chi eroga il servizio ha già fornito i preventivi e lo spazio di manovra è risicato. Saranno costretti a aumentare di 50 centesimi il Comune di Salzano, basti pensare, poi dice che il Comune di Salzano anche nel caso specifico avrà un aumento di €300.000 di costi in più. L'assessore alle politiche educative del Comune, non voglio annoiarvi, ma credo che sia importante, anche se, e spero di non, Presidente, mi richiami pure di non sforare
nel tempo che è concesso a questa discussione. L'assessore alle politiche educative del Comune di Venezia ribadisce che invece nel capoluogo non ci saranno rincari, costi invariati anche a Scorzè e prezzi congelati anche a Portogruaro. Allora uno potrebbe dire, ma perché non l'ha fatto anche l'amministrazione comunale di Caorle nel contenere questi prezzi o almeno nel poterli congelare? Portogruaro ha oggi in Caorle a 3,50 €, Eraclea a 3,70 € il buono addirittura dal 2017, Portogruaro ha i buoni in mensa a 4,10 €, sia che per il primo che per il secondo figlio. Ecco perché Portogruaro credo avesse avuto difficoltà ad adeguare questi prezzi. Allora io mi sono anche dilettato, perché mi piace la matematica, a fare due conti, a vedere come una famiglia di 3 persone rispetto ai comuni vicini, a Caorle, di 2 genitori ed un figlio, che cosa risparmia rispetto alle realtà vicine. E parlo di comuni del litorale, parlo di comuni come San Stino di Livenza, di San Donà di Piave, perché penso ai bambini che vanno a scuola a San Giorgio piuttosto a quelli che vanno a scuola alla Salute e che vivono nella stessa comunità. E allora una famiglia di 3 persone risparmia dai 100 ai 150 € di Tari. La Tari del comune di Caorle, nonostante tutto, è tra le più basse, no, è la più bassa, non tra le più basse. È la più bassa, ed è importante anche raccogliere queste informazioni, perché è importante apprezzare quello che si ha. È la più bassa del mandamento di Portogruaro, ma anche di tutto quello di San Donà di Piave, del gruppo Veritas. Non parliamo della zona di Contarina, di Chioggia, dove Chioggia arriva addirittura al triplo. Un centro estivo per un bambino a Caorle, se una famiglia ha un bambino, risparmia dai 250 ai 350 €. Per la mensa 108, per le tariffe che vi ho detto, per i parcheggi dei residenti dai 20 ai 50 € e per il trasporto scolastico dai 20 ai 90 €. Sono dai 500 ai 640 €. Stiamo parlando di una famiglia dove ci sono 2 genitori e un bimbo. Rispetto alle comunità vicine si risparmia, nonostante questo ritocco, dai 500 ai 640 € perché c'è una forbice. Se la famiglia invece fosse fatta di 4 persone, questa forbice aumenta in maniera, non dico quasi esponenziale, ma più che si raddoppia, perché si risparmiano sempre dai 100 ai 150 € di Tari, dai 500 ai 700 € perché si raddoppiano per il centro estivo, ai 531 di mensa, proprio in virtù di quel ragionamento che ho fatto, perché il secondo figlio, ma il terzo, il quarto, paga metà del primo, 531, dai 40 ai 180 di trasporto locale, e cioè dai 1071 ai 1561 € di differenza. Se poi, per disgrazia, questa famiglia ha anche un lutto, sui servizi cimiteriali ci risparmia qualcosa, ma non glielo auguriamo evidentemente. Lunga vita a quella famiglia, ma era per dire dove sono stati toccati e non tutti, e dove l'amministrazione comunale di Caorle è ancora forte. Chiudo sulla questione del piano triennale delle opere pubbliche, perché non abbiamo trascurato questo aspetto e va evidenziato. Come diceva l'assessore, il piano triennale delle opere pubbliche prevede per il 2023 2.625.000 € di investimenti, però ci tenevo anche a fare un'analisi veloce. Ci sono 19, perché non ci siamo limitati elaborare un piano e renderlo credibile e fattibile. Ci sono 19 progetti, richieste di finanziamenti tra comunitari e regionali. 19 per la precisione, una parte di questi anche dal miglioramento sismico ed efficientamento energetico, dalla messa in sicurezza idrogeologica, al PNR, attrattività dei borghi, proposte a regia della città metropolitana, il piano integrato numero 31, regia sempre della città metropolitana, che è quello che ha visto il finanziamento del 1.300.000 €, alla messa in sicurezza degli edifici, al FEAMP, a tutta una serie di programmi importanti, ai contributi per la legge 16, all'Interreg Mobitur 2, all'Interreg Italia-Slovenia 3K, al progetto per la protezione civile, al PNRR per la Green Community, di un investimento, un progetto per 2 milioni di €, per cui sono 19 progettazioni, delle quali una parte abbiamo delle risposte non negative, siamo stati ammessi in graduatoria,
ma non ancora finanziati, e questo lo vedremo evidentemente con il tempo. Ci tenevo, e chiudo, a citarne alcuni di questi che sono eseguiti nel 2000, se non altro per dare anche il senso, visto che lo chiudiamo. 500.000 euro per asfaltature nel 2022, perché così c'è questo collegamento tra il piano triennale dei lavori pubblici del 2022 e il 2023, perché l'analisi del piano effettivamente fa perdere continuità, perché tutto quello che è stato realizzato o che è realizzato in parte o che è a cavallo dei 2 anni sparisce e uno non si rende conto di. Allora, lavori di manutenzione eseguiti, asfaltature 500.000 euro tra Viale Falconera, Via Pola, Piazza Belvedere e Viale dei Cacciatori. Gli attraversamenti pedonali di San Giorgio, Ottava Presa, Sansonese e Caule per 40.000 euro. La segnaletica orizzontale e verticale in tutto il territorio per 300.000 euro. Giochi, scuole e parchi 50.000 euro. Rotatorio Duna Verde 90.000. Cartellonistica per i diritti esclusivi di pesca 30.000. Lavori eseguiti. Il centro di molluschicoltura presso il mercato ittico per 127.000 euro, questo con contributo comunitario. Manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport per 40.000 euro. Itinerari Gira Livenza che erano già cominciati con la precedente amministrazione per 166.000. Il Sutra che è stato cambiato ed era partito con la precedente amministrazione, ma che è stato realizzato da questa di 286. La manutenzione straordinaria degli alloggi ERP per 120.000, la sistemazione dei fondali dell'Oasi Marina per 45. In corso il Viale Santa Margherita secondo stralcio per 2 milioni e mezzo, Piazza De Gasperi per 650.000, la canaletta di Via Dalmazia Duna Verde per 300.000, l'efficientamento energetico e l'illuminazione pubblica. La precedente amministrazione aveva fatto la delibera e noi lo stiamo portando a completamento per 11.600.000. Sistemazione a norma, incarichi e progettazione in corso, sistemazione a norma completamento delle opere dello Stadio Chigiato, riqualificazione Parco del Pescatore e Parco Santa Margherita, lo Stadio Chigiato per 1,5. Riqualificazione finanziato, Parco del Pescatore e Parco Santa Margherita per 300.000 euro. La rotatoria su strada provinciale 54 in prossimità dell'ingresso di Porto Santa Margherita per 725.000. La rotatoria strada provinciale 54 l'innesto su via Eric Rosso per 375.000. La rotatoria sulla strada provinciale 54 con strada Sansonesa 475.000 euro. La sistemazione della pavimentazione in centro storico 200.000. L'Aredo Lungomare Trieste 200.000. Riqualificazione di Corso Pisa, via Pigafetta, Corso Amalfi, Porto Santa Margherita per 1.250.000. Riqualificazione di Corso Rovigno Duna Verde per 650.000. Adeguamento normativo del campo sportivo di San Giorgio di Livenza per 200.000 euro. Vulnerabilità sismica a scuola e caserma dei carabinieri in corso di definizione. Riqualificazione e salita dei fiori, la richiamavo prima, con imposta di soggiorno per 400.000 euro e completamento del teatro Baffile per più di 3 milioni di euro. Il PUA di Falconera che poco conta rispetto al piano triennale. Gare e affidamento in corso, sistemazione di piazza Altanea per 1.700.000, per cui qua siamo alle gare. 850.000 per Piazza Libertà di San Giorgio di Livenza, manutenzione strade Giro d'Italia, cioè via Traghete, Falconera per 550.000, manutenzione serramenti impianto elettrico della Polizia Locale per 300.000, manutenzione straordinaria porte interne a Scuola Palladio, sistemazione esterna della Scuola Brighiera per 500.000, sistemazione verde Lungomare Venezia per 90.000. Le gare espletate, i lavori di imminente inizio, pista ciclabile Caule Ponteriello 1 milione, riqualificazione area verde Ottava Presa 180, area sgambamento cani 90.000, implementamento sistema di videosorveglianza 46.000. Ci sono altri 4 interventi che volevo citare e poi chiudo. Realizzazione area di Via Mentana San Giorgio di Livenza, siamo in fase di esproprio per 200.000. La legge 16 del 93, Caule capofila per quel che concerne la conferenza dei sindaci sul decentramento amministrativo per 180.000 e l'Interreg che avevo citato prima Italia-Slovenia, Mobitur 2 come capofila 170.000 e l'Interreg Italia-Slovenia, implementazione Tetramarca 3K Partner. Ecco, io ci tenevo integrare perché era già stata abbastanza esaustiva l'assessore, ma dire che non si può e non vogliamo che venga banalizzato il lavoro che gli uffici hanno fatto in quest'anni o che venga ridotto semplicemente all'espressione di un voto,
ma che andava completata la spiegazione dal punto di vista politico dicendo che cosa si era fatto, quali sono le opere in corso, quali sono le opere che faranno, ma soprattutto a me sta a cuore non tanto questo aspetto, a noi sta a cuore, perché il sindaco è uno dei tanti, a noi sta a cuore tutta quella parte che avevo detto in premessa e che ha visto e che spero non vengano stigmatizzate queste posizioni, perché è evidente che dire banalmente si sono aumentate le tariffe, beh, diciamo che, e vi do solo un dato, la copertura del servizio mensa delle nostre scuole arriva al 35% su circa 300.000 euro. Vuol dire che il comune di Caorle, la comunità di Caorle, mette a disposizione per le famiglie questa differenza. E ho finito, Presidente, grazie. Grazie Sindaco. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti contrari? Passiamo all'ultimo punto relativo alla determinazione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi per le opere di culto. Passo la parola al consigliere Tamassia. Sì, grazie. Allora, premesso che la legge regionale 44 dell'87 prevede che i comuni riservino annualmente la quota dell'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi relativi ad opere concernenti chiese e altri edifici religiosi. Premesso che le istanze per concorrere alla ripartizione di detta quota devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno, rilevato che dall'entrata per oneri di urbanizzazione dell'esercizio 2023 l'8% dell'introito stimato per oneri di urbanizzazione risulti pari a 35.000 euro. Preso atto inoltre che dall'esercizio 2022 risulta non destinata la somma di 26.519,50 e che pertanto la stessa verrà accantonata in avanzo vincolato per le medesime finalità stabilite per le somme contributo annuale, verificato pertanto che per l'anno 2023 risulta erogabile la somma complessiva di 61.519, tenuto conto che nei termini previsti sono pervenute 5 istanze. Allora, 2 della parrocchia Santo Stefano Protomartire. La prima si richiede un contributo per la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso magazzino nello scoperto pertinenziale del Duomo di Caorle. L'altra per una spesa preventivata di 37.879,78. L'altra si richiede un contributo per i lavori di restauro della porta interna della chiesa e della porta della sagrestia sempre presso il Duomo di Caorle per un preventivo di 26.718. Altre 2 istanze della parrocchia di Santa Margherita. La prima con la quale si richiede un contributo per i lavori in realizzazione delle linee vita sul tetto della chiesa, con un preventivo di 8.580 euro, e un'altra per lavori di sostituzione delle campane della chiesa sempre, con una spesa preventivata di 10.589. L'ultima dalla parrocchia di San Giorgio Martire, che chiede un contributo per le opere esterne di ristrutturazione, di risanamento conservativo e di pittura della cappella di San Giorgio di Livenza, per una spesa preventivata pari a 84.057 euro. Ora, considerato che tali interventi sono rientranti nelle opere finanziabili, ritenuto di assegnare la somma disponibile in forma proporzionale all'entità degli interventi richiesti fino all'esaurimento della somma stessa pari a 61.519 in base a un principio di linearità diretta rispetto all'ammontare dell'invito richiesto, si assegnano rispettivamente. Allora, per quanto riguarda la parrocchia di Santo Stefano Protomartire, per il primo intervento relativo alla costruzione del fabbricato uso magazzino, euro 13.885. Per il secondo intervento, cioè quello riguardante le sostituzioni e il restauro della porta interna della chiesa e della sagrestia, euro 9.793. Per quanto riguarda la parrocchia Santa Margherita, per il primo intervento, cioè quella delle linee vita, si assegnano 3.145 euro, invece per quanto riguarda i lavori per sostituzione delle campane 3.881 euro, e infine alla parrocchia di San Giorgio Martire, che chiedeva il contributo per la dipintura e il risanamento, si assegnano 30.812 euro. Si chiede quindi di deliberare in merito a questa suddivisione. Prego, se ci sono interventi su questo punto. Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto favorevole.
Benissimo, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Vi auguro a tutti un buon fine anno e mi auguro per un migliore inizio per tutti quanti. Buona serata e buona continuazione.